Raggiungiamo oggi un traguardo importante per l'amministrazione in questi 10 anni, il traguardo di incrementare le ore al personale part-time. Abbiamo investito circa 300.000 euro l'anno con una programmazione triennale, ma una programmazione che resterà anche per il futuro e interesserà di media 20 ore per 82 lavoratori. Questo servirà naturalmente a migliorare i servizi di questo comune, darà più serenità a queste famiglie perché vedranno incrementare il loro stipendio e certamente è un grande risultato per questa amministrazione e per tutta la comunità. Un risultato non scontato perché per trovare queste risorse abbiamo dovuto lavorare tra le pieghe del bilancio per dare serenità anche alle casse comunali che comunque restano solide, un bilancio solido, e questo lasceremo alla prossima amministrazione. Prima della fine del mandato ho voluto assumere con l'amministrazione questa decisione per dare maggiore tranquillità e serenità al personale dipendente, al personale part-time, sapendo che lasciamo comunque una condizione solida del bilancio delle casse comunali. Un traguardo particolarmente importante se consideriamo tra l'altro il contesto in cui esso si realizza. Come mi sono permesso di dire, magari non avremmo accontentato tutti, però un lungo viaggio, dicevo questa mattina, inizia con tanti piccoli passi e noi questo viaggio lo abbiamo iniziato e cercheremo di continuarlo. Devo però ammettere che abbiamo avuto un'ottima controparte che è stata sensibile nel momento in cui abbiamo rappresentato la possibilità di sostenere la proposta dell'aumento delle ore a lavoratori che da 30 anni sono part-time e non possono dare più di quello che hanno dato.